In questo senso. Senta, domanda per Giovanni De Lorenzi da Stefano Zanetta. Il sottosegretario malinconico si è dimesso dopo le polemiche per le spese dell'hotel Pellicani Porto Ercole in Argentario. Notizia di oggi che gli sono state pagate a sua insaputa, da Francesco De Vito Piscicelli. Ma una persona quando pernotta in albergo non paga anticipatamente? No. No, o perlomeno potrebbe anche pagare normalmente no, anticipatamente. paga dopo. Io non ho mai avuto la fortuna di trovare qualcuno che mi pagasse i soggiorni in albergo. Sono l'unico. No, a me qualche volta hanno pagato. No, quando lavoravo per la Rai non pagavo mai il conto, cioè, per carità. Io 5 anni di Rai non ho mai pagato un albergo e lo pagava l'azienda. Ecco, ovviamente quello diventa un benefit aziendale. Nel caso di Malinconico ovviamente la situazione è diversa. Su questo commentano, fra l'altro sul link di Stefano, commentano a sua insaputa un bel corno. Stefano Zanetta ancora dice, dicono tutti così quando sono beccati una dita marmellata, buono quello, e poi ancora Maria Stella, è uno a casa dai monti che li mandiamo tutti al mare spesati naturalmente. No, io dico che se uno è via per lavoro non è che, sì, però in questo caso davvero non riesco a immaginare come potesse non sapere, io faccio fatica, insomma. In questo caso qua lo sapeva sicuramente, ma evidentemente ha peccato di leggerezza e una persona che ha un ruolo pubblico non può peccare di leggerezza. Non è una bella storia però, Assolutamente no.